Va ora in onda Musica Indipendente. E diamo subito il bentrovato a Francesco Caprini. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno alla redazione, grazie, nuovo appuntamento con Musica Indipendente. Siamo qui oggi 14 aprile in attesa di nuove belle cose tra infiltrati nel Pentagono e la guerra in Ucraina, Il Sol dell'Avvenire, il prossimo film di Moretti al Festival di Cannes. Nel frattempo la Rai ci regala 4 puntate Stramorgan a cui nessuno frega niente. Ecco allora che partiamo dall'origine della musica, dell'Italia moderna, da Modugno ad Endrigo e la nostra perdita del nostro valore culturale. Insomma, noi non ci facciamo mancare nulla. Allora, tra un sorriso e un incanto, pace sempre. Come promesso, partiamo da Domenico Modugno, perché musica indipendente deve veramente prendere, come dire, esempio da quegli anni dove appena dopo il periodo post-bellico, nel boom economico, artisti, attori, musicisti si inventavano cose, sfruttavano momenti, erano capaci di inventarsi situazioni da momenti di difficoltà che diventavano internazionali. Pensate che Domenico Modugno, le sue canzoni sono state addirittura interpretate da Elvis Presley, il grande Elvis cantava le canzoni di Domenico Modugno. Volare, fatta in versione anglo-americana, la conoscono tutti nei paesi nordici. Domenico Modugno è un personaggio meraviglioso, come così nella giornata di oggi parleremo di altri personaggi meravigliosi che hanno dato veramente un'identità alla nostra cultura, a quell'Italia moderna che usciva appena dopo la guerra. Bene, partiamo con Domenico Modugno con il brano Meraviglioso.
Eccoci qua. Perché oggi parliamo di questi artisti e come mai? Perché stiamo perdendo la nostra identità attraverso la musica che viene data gratuitamente sui social. I ragazzi non sono più invogliati a fare delle ricerche, a sperimentare ed essere curiosi. Gli arriva tutto gratuitamente e prendono per oro colato quello che gli arriva. E solitamente gli arriva delle cose che sono estremamente commerciali, ma sono lontanissime dal mondo reale. La musica è arte, è socializzazione, è incontro, è partecipazione, è vedere un mondo diverso, grazie alla sensibilità di talenti artistici, così come lo è nella pittura, nel cinema, così come soprattutto nella letteratura. Quindi smettiamo di pensare che sono solo canzonette, è qualcosa di più, e noi dobbiamo stare attenti a quello che stiamo consumando culturalmente, perché è come se mangiassimo del cibo variato che non ci fa bene, ma ci fa fare del male. Non sono diventato all'improvviso un moralista, però voglio essere comunque un critico molto severo, perché dopo la pandemia stiamo veramente peggiorando sia a livello di qualità che di quantità. Non se ne può più, va detto, va alzato la voce. Anche i nostri, diciamo così, amministratori di condomino devono prendere delle posizioni importantissime, devono valorizzare i festival che hanno dei contenuti importanti, devono valorizzare quelle storie che sono frutto della nostra memoria e che, come dice un grande filosofo, il contemporaneo non è altro che il vissuto bene e meglio del passato. E allora, se questo passato non lo dimentichiamo, il vissuto bene e meglio ce lo troviamo in quel posto. Io vi propongo ora, dopo questa mia polemica, Sergio Endrigo con Io che amo solo te.
Eccoci ritornati e dopo aver ascoltato Sergio Endrigo, io chiamo solo te. Ecco, queste cose ci fanno lettere perché sentiamo una qualità, una proposta nella realizzazione, nella composizione musicale che va dagli arrangiamenti al testo, che è tutto molto ricercato perché quando si propone poi una canzone, sappiamo che può avere come dire, delle letture diverse da chi la sta interpretando. E allora noi dobbiamo veramente avere la preparazione. E per avere la preparazione tutto questo non avviene casualmente, ma avviene attraverso lo scambio di conoscenza con altri personaggi, ma tutto dovrebbe iniziare veramente nelle scuole. Io vedo cosa sta succedendo in Francia, ma anche in Germania. C'è una nazione che è molto più sensibile, più preparata, più presente. Diversamente da noi abbiamo una comunicazione che per giorni interi ci parla sempre dello stesso argomento, ma anche dei nostri canali. E per quanto riguarda la musica, le multinazionali che imperano in Italia ci propongono in modo quasi continuo e io direi in libertà obbligatoria brani del mondo hip hop, del mondo rap che poveretti, lontano da me l'idea che siano tutti impreparati e solo degli avventurosi in cerca di denaro. Però diciamo che quello che spinge la multinazionale è proprio questo, sostenere un io smisurato invece di creare un noi importante. C'è qualcosa che non sta funzionando, ma non l'avverto solo io, l'avverte molti settori della musica, molti settori anche della cultura cinematografica e quindi allora rileggere il passato per essere maggiormente indipendenti è l'invito che faccio a tutti quanti coloro che ci ascoltano. Non a caso oggi propongo personaggi storici della nostra meravigliosa cultura italiana, perché è una cultura che a suo modo è internazionale, che è stata ascoltata in tutto il mondo. E quindi ora è il momento di Lucio Battisti con il brano I giardini di marzo.
Bene, rientriamo e il prossimo artista è l'artista universale, Fabrizio De André. Perché, ripeto, oggi questa puntata così un po' piccata, così un po' anche cattiva, se vogliamo, verso il contemporaneo? Ma perché c'è questo pensiero che sta girando, io lavoro in questo settore, ormai anche alcune radio, anche storiche, si stanno rifiutando di passare brani che sono di artisti contemporanei, vanno nell'Evergreen, ripropongono una qualità che oggi la stiamo perdendo e allora bisogna sostenere queste iniziative perché è il nostro futuro che è veramente in discussione e quindi l'arte, la musica, il cinema devono veramente stare su una posizione, come dire, di allerta per poter garantire condivisione, eh, una condivisione sociale e culturale che non è seconda a nessuno. Abbiamo visto in questo periodo pasquale la presenza massiccia di turisti stranieri che sono venuti qua perché c'è l'arte millenaria, perché c'è il cibo millenario. Non chiamiamolo food, chiamiamolo cibo. Ci sono dei cibi regionali che sono straordinari, importanti, no? Che hanno mille anni di storia. E allora perché tutto questo non avviene nel campo musicale? Perché c'è questo abbandono? Ma perché l'imprenditoria non viene sostenuta? Vengono sostenute queste multinazionali che continuano a proporci dei miti e dei modi di pensare che non sono nostri. Noi dobbiamo essere internazionali, assolutamente, per l'amor di Dio, ma dobbiamo essere internazionali con un linguaggio che parte dal nostro vissuto, dalla nostra storia, questo confronto che ci fa diventare cittadini del mondo, è questa dialettica che ci fa diventare protagonisti nel mondo. E allora ascoltiamoci Fabrizio D'André che è stato adoratissimo in Francia, adoratissimo in tutto il mondo. Pensate che artisti come Peter Gabriel considerano Creuse de Mar, l'album straordinario di Fabrizio D'André, il disco più bello in assoluto nel mondo. Non lo dico io, lo dice Peter Gabriel dei Genesis. Benissimo, ascoltiamoci Il pescatore di Fabrizio De André. E la linea torna a Francesco Caprini. Grazie Federico.
Abbiamo ascoltato Il pescatore di Fabrizio De André, adesso metto un altro musicista importantissimo che fa parte della nostra storia, tra l'altro lui è milanesissimo, è stato per anni tra l'altro una figura mitica per la sinistra, ma oggi suggerirei una figura mitica per le persone di buon senso, per le persone che vogliono fare delle cose bene, e nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della politica, nel rispetto della cultura. Lui è Giorgio Gaber e la canzone è La libertà. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di musica indipendente e praticamente siamo ai saluti. Però prima di salutarvi caldamente e generosamente, vi ricordo che la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è la canzone di Giorgio Gaber, La Libertà, è la canzone di apertura delle trasmissioni di Radio Libertà da quando è diventata appunto Radio Libertà. E se la volete ascoltare, l'appuntamento è alle 7:26 di ogni mattina. Abbiamo questa canzone che parte dandoci il là a una giornata sempre più impegnativa, condivisiva e partecipativa. Quindi io vi ringrazio tutti quanti, ringrazio Federico della solita precisissima assistenza alla regia
vi aspetto al prossimo appuntamento e con la musica indipendente e speriamo la prossima volta di non essere incazzoso come non sono oggi, però sono successe tantissime cose questa settimana e mi dovete dare il credito di poterla, come dire, di poter denunciare cose inaccettabili, come l'assenza di cultura, di musica italiana autentica in questo momento da noi. Benissimo. Chiudo con l'ultima cosa, che la musica italiana non è solo Sanremo, questo me l'ero anche dimenticato, però volevo ricordare. Un abbraccio a tutti, grazie di cuore, a presto. Ciao a tutti. Avete ascoltato Musica